Raga, ciao a tutti nel Comendone Veneziano, ragazzi, stagione 2001. E Fiori un po' più in difficoltà, è parecchio, anche 56-21 all'ultima partita. Andiamo a vedere le classifiche NBA che ci vede secondi, ragazzi. Los Angeles sembra veramente l'anno buono per lei, vedremo. Noi bene, secondi, tranquillissimi, però con delle difficoltà in più oggettive. Ok, però ragazzi, MVP per il terzo anno di seguito ancora il Cume, cioè, sto Cume è di un'arroganza devastante. Turkoglu è matricola dell'anno, Tius Edney sesto uomo dell'anno, Kevin Garnett difensore dell'anno, Jason Williams giocatore più migliorato, Elijah Samuel e Garrett Samuels. Ok, Cume domina comunque. Andiamo ai playoff adesso e teoricamente lei è la grande favorita quest'anno, più di noi forse che abbiamo già vinto 2 titoli. Vai. E il prossimo anno comunque Veneziano ha già deciso di andare via contro i Dallas. Attenzione, già a rischio, eh? La vinciamo di poco. Che Dallas vuole tornare grande con Nash e Nowitzki. Però Vancouver dovrebbe poterli battere ancora. Sempre risultati mostruosi comunque, sta squadra comunque. Allora, simula. Certo che la Western è devastante, è molto più competitiva. Ok, pratica chiusa. San Antonio è già avanti. Simula turno. Allora abbiamo Los Angeles, San Antonio, Vancouver, Golden State, Toronto, Philadelphia, Detroit, Indiana. Miami neanche. Basta, Jordan ormai è sul viale del tramonto. Vai, Golden State. Partita combattuta, però vince Golden State. Ragazzi, potremmo essere che comunque il Cume se ne va, ma alla fine anche della dinastia Vancouver, che ha portato a 2 vittorie dell'anello e una finale persa. Forse il Cume ha destabilizzato tutto, annunciando. Vediamo. Tanto arriva l'1-1 però. Attenzione a Los Angeles, ragazzi, Los Angeles sta perdendo. 1-1 visto in velocità, ma cioè, se Los Angeles perde ancora, veramente sulla carta è più forte anche di noi di poco. Vedo un Los Angeles 2-1, vediamo noi. Ok. 2-2 intanto di là. Cioè, è incredibile, Los Angeles con un po' di squadra fa comunque fatica. Noi invece l'abbiamo portata a casa 4-1. È incredibile, LA crolla 4-3 contro il San Antonio, cioè pazzesca Los Angeles, dall'altra parte Philadelphia, Detroit. Ah, sempre sorpresi a est comunque. Vediamo contro il San Antonio, che stanno creando la loro dinastia. Attenzione. Siamo là. Dobbiamo entrare. Attenzione, la grafica è migliorata però, eh? Cazzo sì. La... Sì, negli anni 2000 c'è una grafica migliorata. Subito il Cume. Solo rete. E guarda che cambiano anche le sovraimpressioni. Oh, Madonna, che figata.
Questa è una figata atrocissima. Grandi ragazzi, grandi. E il Cume, mamma mia per poco. La grafica è migliorata di brutto. Alla Ginobili. Godo. Veneziano 14 punti, però è un po' sottotono il Cume. Chance Bellops. Ancora Kemp, mamma mia ragazzi. La vuole cambiare. Vancouver vuole vincere ancora, Come stanchissimo però. Solo rete. Insuperabile veneziano, mamma mia. Che giocatore. Grande Tim Duncan. No, l'ho un po' usata qua. Mamma mia come gioca San Antonio ragazzi. Come gioca San Antonio. Il Cume che a pezzi veramente. Mamma mia come è marcato veneziano, la perde. Ai ai ai. Grande Robinson. In difficoltà Vancouver, veneziano è troppo stanco secondo me. No, niente, non entra più una. Allen. Grande lei. -1. Ray Allen. Mamma mia. Reeves. È finito. Dai. -1, possiamo ancora vincere. No, perché subito fa bah. Bellops, solo rete. Due su 2 per Bellops purtroppo. -3 Vancouver, gara 1 delle finali di conference. Poi vai Cume. Non ci credo. Finisce qua. Finisce qua. Perdiamo di 2. Perdiamo gara 1. Ragazzi, ma San Antonio è veramente forte. Detroit batte Philadelphia, pazzesco. 2-0 Detroit, cioè, veramente it's incredible. Vancouver deve svegliarsi. Ragazzi, Vancouver perde anche gara 2. Attenzione. Forse sta finendo la dinastia, veramente. Vediamo se c'è la rimonta. Grande vittoria. No.
Tanto 3-1 Detroit, sembra un'altra sorpresa a Est, incredibile Est. Iverson sta perdendo la possibilità di fare la finale, giocarla magari. Tanto Vancouver si è svegliata. Dai. Dobbiamo cominciare a vincere anche in casa adesso però. Mamma mia. È finita, eh. Ragazzi, 3-2 San Antonio, a un passo dalla finale San Antonio, eh. Non me l'aspettavo. Tanto Detroit va in finale, incredibile. E qua vediamo, 24 maggio 2001. Eh sì, ragazzi, c'è il grande crollo, eh. Eh sì, San Antonio va alle finali contro Detroit, pazzesco. Ragazzi, San Antonio vince il titolo. È partita forse la dinastia degli Spurs o degli Spurs, o come volete voi. Tim Duncan MVP delle Finals. È finita, Veneziano chiude l'avventura a Vancouver, speravo di fare le 3 vittorie consecutive, purtroppo non ci sono riuscito. Adesso sarà da capire dove andrà Comendone, ma questa è un'altra storia ragazzi. Ok. Chi si ritira? Patrick Ewing, ragazzi, Hornacek, mamma mia, ecco, questo mi viene da piangere, Patrick Ewing e Jeff Hornacek, Horace Grant, Kevin Johnson, mamma mia, quanti se ne vanno, quanti e messi alla Hall of Fame, solo Patrick Ewing, né Kevin Johnson, pazzesco, solo Pat, va bene Pat, ritiri maglie, Kevin Johnson, Patrick Ewing e Chris Mullen. Cambiamenti storici. Attenzione, NBA ha creato la G League. C'è una regola di 3 secondi. 8 secondi, immagine Utah cambiata. Cambiato Knicks, Los Angeles, Dallas, Denver, Detroit, anche Seattle. Vediamo, si può vedere? Ah, giusto, Vancouver. L'Inter Menfi proprio quest'anno è vero, beh, allora è il momento giusto di cambiare, ragazzi. Salutiamo Vancouver. Vancouver se ne va, proprio ho voluto lasciare con i 2 titoli. Allora, ragazzi, ci ho messo una vita, ma volevo ricreare i Boston del titolo, cacchio, ce l'ho fatta. Allora, raga, adesso sarà bello perché saremo sempre più squadre forti, eh. Allora, eccola qua ragazzi, playmaker veneziano che è calato molto proprio perché è una nuova realtà, quindi all'inizio non sarà facile secondo me. Con Ray Allen, Paul Pierce, Kevin Garnett, il punto debole, Tyson Chandler come centro che è appena arrivato. Sono riuscito a portarmelo a casa, però è scherzissimo. E, insomma, le riserve non è che sono proprio super forti. Sarà duretta, non vinceremo il primo anno, sarà durissima. Però piano piano sono farmi la dinastia con i Boston, che insomma è la squadra che amo di più. Torino Chicago, che è sempre una squadra fuori dal contesto, perché c'era Michael Jeffrey. E adesso, ragazzi, però voglio vincere con Boston. Boh, perfetto. Andiamo a vedere gli altri roster. E tanti si sono rafforzati, eh. Allora, Boston abbiamo visto. Cleveland. Cleveland c'ha Marbury, Davis, Leitner, vabbè, insomma, non è malissimo. Chicago, ragazzi, Hardaway, Brand, Hamilton. Buon trio, ancora non da vincere, ma possono fare un po' meglio. Washington, niente eccezionale. Milwaukee, beh, insomma, Milwaukee ha Morning Camby, bah, non scarsissimo, neanche iper forte. Philadelphia, Iverson, Kelly, Cole, qua Iverson è un po' un predicatore nel deserto adesso, attenzione. Alan Iverson, secondo me presto se ne andrà da Philadelphia. No. Vediamo come. Memphis però ha tenuto il logo, io gliel'ho detto di cambiarlo, ma boh, hanno tenuto il logo. Un po' curiose le cose.
Stojakovic, O'Neill, Van Exel, Reeves, Claxton. Quindi insomma ancora una squadra che può dire la loro, però sono calati molto. Senza veneziano c'è un po' il crollo. Toronto, Vince Carter, predicatore nel deserto. I Warriors in questo momento hanno solo Paul Gasol, che però è appena arrivato. Mamma mia, i Portland sono i vecchietti del mondo. Minnesota, sempre una squadra media. Attenzione, Sean Kemp è tornato a Seattle. Questa non me l'aspettavo, sì, Seattle, non vi credo. Con il logo nuovo, bruttissimo, però loro hanno cambiato, Vancouver non so perché. Poi Phoenix è un bel trio, Barkley, Abdur-Rahim, McGrady ormai sta salendo bene. Vabbè, i campioni del mondo Duncan, Billups, Robinson, Ginobili, fortissimi. Si arriva anche Parker, so cazzi. Houston, niente di che. Detroit, media. Indiana, due buoni giocatori, ma resto scarso. Denver, malissimo. New Jersey, arriva Jason Kidd, ragazzi. Kidd vola a New Jersey. E con Glenn Robinson una bella coppia. Nowitzki cos'ha? La febbre, ok. Vabbè, Dallas sappiamo che è forte. Orlando, niente di che, con Vlade Divac. Los Angeles, che adesso c'ha Bryant, O'Neal, Antoine Jameson, questo non lo conosco, però ho giocato a Los Angeles anche. Mike Bibby, Grant Hill, Miley, vabbè ormai è fine carriera, però Los Angeles che chiaramente senza Garnett ha perso, ha perso Los Angeles e God. Poi New York ha solo Vin Baker, Sacramento nulla di che. Attenzione, Larry Johnson vola a Utah con Gilbert Arenas. It's incredible. Quante squadre ha cambiato anche Larry Johnson. Charlotte, niente di che. Jordan rimane, ma ormai 80 è a fine carriera. Atlanta, nulla di che. E niente. Raga, abbiamo una bella squadra, possiamo già puntare in alto, non dico il titolo, però è chiaro che adesso i favoriti sono San Antonio e Los Angeles, secondo me più di tutte, però staremo a vedere, è chiaro che non è semplice. Ci facciamo la prima, però, visto che debuttiamo contro i Dallas Megoglioni, però Nowitzki non c'è almeno quello. Il debutto di Veneziano, 3 volte MVP, 2 volte MVP delle finali, 2 anelli. Sopra la grafica bella è una figata, però, Eccolo qua. Guardalo. Vai, raga. Boston vuole tornare grande, che nei tempi dell'Harry Bird che non vede successi. È chiaro che il nostro centro non è di livello. Guarda Nash, oddio. È partita bene l'avventura. Boston Celtic. E subito il cume. Solo rete. E parte con una tripla l'avventura di Boston di Veneziano. Steve Nash. Il cume, vai cume. Attenzione Garnett, quanto l'amavo Garnett, mamma mia. KJ, Kevin Garnett. Poi c'è la grande sfida, Nash veneziano. Nash. Bravo Chandler che deve crescere veloce. Paul Pierce. Qua è una franchigia incredibile. Madonna il fume. Come è partito?
Partito male il Kume. No. Vai raga. Garnett. No, la sbaglia Garnett. Ancora errore di Garnett, ma ancora Chandler, ragazzi. Allen, che anche lui ha lasciato Vancouver insieme al veneziano. Ray Allen. Niente. Non abbiamo beccato anche Nowitzki, per fortuna. Ecco. Comunque ancora. Bravo Garnett, bravo Garnett. Perfetto. Buono, buono, veneziano, lo sento già bene. La prima con la nuova squadra bisognava farla. Ah, mamma mia, Garnett. Kevin. Mamma mia, Garnett. Troppo bello da vedere, eh? Mi fate... Niente, peccato. Aia. Errore. Ma dopo la mette. Comunque vedo già Boston alla grande. Madonna, veneziano Garnett sembrano devastanti. It's fantastic. Ci facciamo i 6 minuti, ci voglio proprio gustarmela. Poi il campo di Boston è bellissimo. E subito. Mamma mia, Garnett, che giocatore. Mamma mia. Meraviglioso Garnett da usare, eh? Inizio sconvolgente. Garnett, Rapogliani e lei non è riuscito a vincere nulla, incredibilmente. E adesso è Boston, la grande rivale. Nash. Steve Nash. Ragazzi, abbiamo Nash dall'altra parte, eh? Pierce. Mamma mia, Garnett è un fenomeno. Forse potrebbe... Cioè, può veramente oscurare anche veneziano, eh? Sì, sì, Garnett è il fenomeno della squadra. Kume. Nervoso il Kume, vuole essere lui la prima donna. È grande Kume. Paul Pierce. Veneziano. E la sbaglia. Boston vuole tornare grande, a tutti i campioni poterlo fare. Però dormita qua. Niente. Come difficoltà. Dopo un bel inizio. Niente, vabbè. E adesso vediamo se portiamo a casa la prima vittoria, spero di sì. Attenzione, siamo là però, eh. Vinciamo di 2, raga.
Buono, arriva la prima vittoria, raga. Un saluto del commendone veneziano. Faremo qualche partita, adesso vediamo un po' come andrà la regular season, ma non credo che ci siano problemi comunque ad arrivare ai playoff. E niente, un saluto del commendone veneziano. Nuova avventura ai Boston Celtic. Ciao!